Un fiume d'acqua e fango è sceso dalle pendici del Monte Grappa nella notte, invadendo strade e case di Semonzo. Alle 21:40 è iniziata una forte precipitazione che ci ha accompagnato per più di un'ora, creando notevoli disagi soprattutto nella frazione di Semonzo. L'attivazione di due valli, la Valle del Cagliaron e la Valle del Sasso Bianco, hanno portato una ingente quantità d'acqua difficile da stimare e di materiale purtroppo lungo la viabilità sia provinciale che comunale. Purtroppo hanno allagato diverse abitazioni e in modo particolare anche il Garden Relais, che con i pompieri, con i vigili del fuoco di Montebelluna ieri sera abbiamo terminato questa mattina alle 2:30 lo svuotamento delle vasche. Operai municipi hanno ingaggiato una gara contro il tempo per liberare gli scarichi prima della nuova ondata. La preoccupazione più grande è quella di ripristinare quanto prima la funzionalità degli scarichi della rete delle acque appunto di pioggia, di prima pioggia, perché sono intasate per alcune centinaia di metri. Sulla strada Generale Giardino sono crollati diversi massi e pietre di grandi dimensioni, bloccando di fatto la provinciale che conduce al sacrario del Monte Grappa. C'è stato un movimento di caduta massi impegnativo. In questo momento, già in accordo con la provincia, ci sono delle persone pronte a liberare la strada.